rinuncia alla lista Zaia. Ma guardi, vorrei spiegare anche questo, perché lo sento dire spesso. Allora, premesso che io ho sempre avuto una lista civica, non l'ho mai utilizzata come soggetto politico, ma come segno di sensibilità nei confronti degli elettori, di quegli elettori che altrimenti non andrebbero a votare o non ci voterebbero e non voterebbero magari anche altri partiti. Però voglio dire una cosa, e così lo spieghiamo una volta per tutte. Se il centrodestra non accetta la lista Zaia non può essere presentata, perché deve avere una firma di accettazione da parte del candidato presidente. Questo lo spieghiamo perché c'è qualcuno che è convinto che a prescindere uno possa fare una lista civica e salire sul treno. Non funziona così. Io dico che il centrodestra, che ha maturità politica e ha maturità di governo, sarà nelle condizioni di valutare anche la presenza della lista Zaia, che ovviamente ci porta dei vantaggi, che sono quelli di avere un dialogo molto più forte e più solido con i cittadini. E quindi se il centrodestra dice di no, se non c'è questa firma, c'è il rischio che la lista Zaia vada al di fuori del centrodestra, corra fuori dal centrodestra? Ma guardi, io non voglio neanche commensurare questa ipotesi, penso che ci siano i tempi e la maturità per fare una valutazione seria, di continuare come si è sempre fatto. Questa è una civica che mi segue da quando ero in provincia e ripeto, non è un soggetto politico. Io stesso sono iscritto al gruppo della Lega, non sono iscritto al gruppo della lista Zaia, ma è un'occasione per parlare a quei cittadini che magari ai partiti non si avvicinano. Quindi lei non ci vuole pensare, ma È la quarta volta che te mi domandi, basta. rinuncia alla lista Zaia. Ma guardi, vorrei spiegare anche questo, perché lo sento dire spesso. Allora, premesso che io ho sempre avuto una lista civica, non l'ho mai utilizzata come soggetto politico, ma come segno di sensibilità nei confronti degli elettori, di quegli elettori che altrimenti non andrebbero a votare o non ci voterebbero e non voterebbero magari anche altri partiti. Però voglio dire una cosa, e così lo spieghiamo una volta per tutte. Se il centrodestra non accetta la lista Zaia non può essere presentata, perché deve avere una firma di accettazione da parte del candidato presidente. Questo lo spieghiamo perché c'è qualcuno che è convinto che a prescindere uno possa fare una lista civica e salire sul treno. Non funziona così. Io dico che il centrodestra, che ha maturità politica e ha maturità di governo, sarà nelle condizioni di valutare anche la presenza della lista Zaia, che ovviamente ci porta dei vantaggi, che sono quelli di avere un dialogo molto più forte e più solido con i cittadini. E quindi se il centrodestra dice di no, se non c'è questa firma, c'è il rischio che la lista Zaia vada al di fuori del centrodestra, corra fuori dal centrodestra? Ma guardi, io non voglio neanche commensurare questa ipotesi, penso che ci siano i tempi e la maturità per fare una valutazione seria, di continuare come si è sempre fatto. Questa è una civica che mi segue da quando ero in provincia e ripeto, non è un soggetto politico. Io stesso sono iscritto al gruppo della Lega, non sono iscritto al gruppo della lista Zaia, ma è un'occasione per parlare a quei cittadini